prima di dare la parola ad Alessandro, vi chiedo una cortesia. Se qualcuno intende intervenire, si prenotasse già, perché altrimenti scambiamo anche i tempi un po' meglio, ci regoliamo quanto tempo dare ad ognuno, perché se non ci sono interventi, è un discorso, se ce ne sono diversi, poi bisogna regolarci diversamente. Quindi vi prego caldamente, se qualcuno intende intervenire, di prenotarsi. Ha chiesto di intervenire Alessandro Gallo. Prego Alessandro. Luca, io forse non ti avevo fatto una domanda sufficientemente esplicita e allora vedo di provvedere, come si suol dire. Ehm, M3V avrebbe messo il proprio simbolo a fianco a Italexit e gilet No, arancione? No, ok. no. Quindi, perché Ma le gilet arancioni sinceramente non le considero neanche più una realtà no, così. io ti dico, ti chiedo, ti faccio questa domanda perché questa qua è stata la questione che ha creato la scissione nel coordinamento civico regionale, perché c'era una realtà con 5.000, una realtà civica con 5.000 famiglie associate che era la portatrice di maggiori risorse a questo progetto e ti dico chiaramente che è stata vista dai personaggi dei vari partiti come una vacca da mungere e il presidente di questa associazione è stato sostanzialmente ricattato per, per mettersi in posizione subordinata in quanto gli altri avevano rinunciato al proprio simbolo. E ti dico Italexit, 3V e ancora Italia. E ti dico anche i nomi: Ugo Rossi, Antonio Iracà e Pamela Volpi, che hanno usato questa loro presunta rinuncia per ricattare Pitassi. E Pitassi ha fatto poi la fine del sorcio perché è passato dalla padella alla brace facendo una scellerata decisione di presentarsi con Rizza e Toscano, su cui stende un velo pietoso. Quindi ci tenevo a capire come io ho sempre pensato, perché ero il garante di quel coordinamento, avevo capito che c'era un gioco sporco ed era assolutamente una corsa alla poltrona ed è stato un mercato delle vacche e quindi grazie, grazie Luca, Sono d'accordo con te. grazie. Sono d'accordo con te. Io voglio, da me avrete solo sincerità, quindi io ti dico che sono d'accordo con Io te. e te abbiamo un futuro assieme.